Buonasera. Con tutti questi problemi che ha elencato prima anche il sindaco di Aviano, dobbiamo invece stare qui in Italia, la politica è tutta incentrata sui problemi giudiziari di Berlusconi. Questa sera parlerò del lodo Schifani, oppure bis, oppure del lodo Alfano, perché con questa legge l'Italia sarà l'unico paese democratico al mondo con 4 cittadini immuni da tutti i reati, comuni e anche quelli inerenti al proprio mandato politico. Possono ammazzare la moglie, il figlio, il marito, stuprare la cameriera, molestare dei minori, ammazzare un pedone magari sulle strisce pedonali, corrompere un testimone perché mente in un processo facendo assolvere un colpevole. Tutto ciò non sarà più perseguibile neanche se preso in flagranza. Secondo me questo lodo sembra quasi un'autorizzazione a delinquere. L'articolo 3 della Costituzione così recita: tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per cui questo lodo è incostituzionale. Quindi se Berlusconi vuole diventare immune da tutti i suoi reati o da tutte le sue imputazioni, deve cambiare la Costituzione, quindi con un doppio passaggio alla Camera e un doppio passaggio al Senato, e se non c'è un voto di 2/3 di maggioranza parlamentare, anche un referendum confermativo. Ora cambio argomento perché ovviamente sono entrato un po' violentemente su questo argomento perché c'è anche Antonio Di Pietro che qualche giorno fa ha dato del magnaccia a Berlusconi e ovviamente c'è stato la canea, c'è stato tutto un can su questo. Volevo leggervi un'intercettazione di Berlusconi con Guido De Angelis, che è un produttore TV, per capire se Di Pietro ha detto una fregnaccia oppure ha detto qualcosa che magari è aderente alla realtà. Allora, Berlusconi sta parlando con Guido De Angelis. Berlusconi, senti, per quelle fanciulle mie ti ringrazio. Le avete convocate tutte quelle che vi ho dato? De Angelis, quasi tutte, meno una. Volevo un attimo capire. Berlusconi, avere la dimensione dell'impegno, vogliono fare le dive. De Angelis risponde, sì, vogliono fare. E Berlusconi, Marilyn Monroe. Sì, dice ridendo De Angelis. E Berlusconi, Guido, tu proponi Madre Teresa di Calcutta, vedi che si tirano indietro. E De Angelis, no, dice ridendo, veramente mi è stata proposta Madre Teresa, ma io ho detto, sì, con quelle tette coi tacchi alti a spillo. Bene, questo dopo aver letto questa intercettazione, Antonio Di Pietro ha fatto questa dichiarazione, che i sepolcri imbiancati del centrodestra e anche del centrosinistra hanno stigmatizzato come un linguaggio di osteria, offendendo oltretutto i frequentatori di questi ritrovi. Le intercettazioni, questo ha detto Di Pietro, le intercettazioni che vogliono limitare, e mercoledì prossimo ne parlerò approfonditamente su questo problema, ci fanno vedere un capo del governo che fa un lavoro più da magnaccia, impegnato a piazzare le veline che parlavano troppo, che da statista. Vedete voi se il termine usato da Di Pietro è un termine appropriato oppure no. Per esempio, tutti si sono scandalizzati appunto del magnaccia, ma qualche giorno prima il Bossi, che ovviamente esce dalla scuola di Oxford Style, ha uno stile molto raffinato, British, dice a riguardo di queste intercettazioni, meglio noi del centrodestra che andiamo a donne che quelli del centrosinistra che vanno a culattoni. Ma Bossi è il solito personaggio così, ma credo che una frase di questo tipo si commenti da sé, senza dimenticare quanto ha detto Berlusconi contro i magistrati o quanto ha detto solo 2 anni fa, durante il momento prima delle elezioni politiche, quando ha dato dei coglioni a tutti gli elettori di centrosinistra. Questi sono i fatti, buonasera, a mercoledì prossimo.